far sentire la bellezza del paesaggio per me è stata una delle prime, direi, preoccupazioni mie, perché dal paesaggio, visto anche in questi termini remoti, ricevevo come una forza di bellezza e di tranquillità. Per questo la distruzione fisica del paesaggio è stata per me come un lutto terribile, come se avessi perso non una persona cara, qualche cosa che è molto di più, perché è tutto un ambiente che è saturo di ricordi del passato e del passato più caro. One was from far away, and I could wait 100 years. I've heard L'inchiesta di questa settimana ci racconta un paesaggio scomparso. Abbiamo sentito in apertura le parole del poeta Andrea Zanzotto, scomparso lo scorso settembre, che tanto si è speso per la salvaguardia e la tutela, in particolare del suo paesaggio veneto. E allora cercheremo di capire come a volte l'intervento dell'uomo, spesso aggressivo e altamente impattante, faccia davvero scomparire e modifichi drasticamente la morfologia di un territorio. Per entrare nel cuore di questa inchiesta partiamo da due esempi. Il primo è qui a Macerata sul Piave, siamo nel Trevigiano e siamo proprio sul greto del fiume Piave, dove andiamo ad incontrare subito Riccardo, uno degli attivisti, degli esponenti del comitato Qui Piave Libera, che ci racconta un po' che cosa è successo quest'estate e su che cosa state lavorando da alcuni mesi. Ecco, sì, il nostro comitato è nato all'incirca 3 mesi fa, appunto perché ci siamo accorti di alcuni interventi che venivano fatti qui nel fiume Piave e volevamo capire precisamente il perché di questi interventi. Infatti ora ci troviamo con un fiume che è stato completamente stravolto per fare degli interventi di somma urgenza e di regimentazione che a nostro avviso avevano poco senso. Ovvero noi chiediamo che prima di procedere con degli interventi sul fiume vengano interpellati dei tecnici e venga rispettato un iter per far sì che questo non sia invasivo per il fiume. Ovvero noi vediamo un letto completamente modificato e sono andati a modificare la struttura meandriforme che aveva il fiume, creando un grande canalone che fa sì che l'acqua scorra a una velocità maggiore di com'era qualche tempo fa, e quindi questo flusso d'acqua va a danneggiare gli argini e porta una serie di detriti verso valle, che fa sì che all'altezza di Ponte di Piave ci sia il rischio di un'esondazione. Ecco Riccardo, ci sono però degli elementi che vi hanno un po' allarmato e che vi hanno spinto anche a effettuare dei controlli un po' più approfonditi. Sì, certo. Come dicevo prima, lì è stato esposto un cartello che dice che verranno asportati 190.000 metri cubi di ghiaia. Ecco, noi allertati da questo dato siamo andati a fare dei rilievi all'interno del fiume dove c'è stata questa escavazione e abbiamo constatato che sono già stati esportati più di 250.000 metri cubi, che quindi i dati che vengono esposti con i nostri rilievi non combaciano. In più, da quanto siamo riusciti a scoprire, gli interventi nel fiume non sono ancora completati, quindi non si sa bene quando, però questo tipo di intervento riprenderà. E quindi avete anche paura di nuove asportazioni. In tutto questo avete coinvolto anche il Genio Civile, gli avete chiesto dei riscontri? Sì, abbiamo interpellato anche il Genio Civile, che ci ha dato delle risposte non chiare, e per cui noi continuiamo a interpellare questi tecnici perché ci possano dire effettivamente quello che sta accadendo e capire a nostra volta assieme ai cittadini come comportarci, cosa dobbiamo fare. Ma le amministrazioni locali, i sindaci in questo caso, che cosa possono fare e come possono monitorare alcuni interventi che vanno ad impattare nel proprio territorio ma che in realtà sono calati dall'alto? Visto che siamo a Macerata, ci restiamo per qualche altro attimo e andiamo a sentire il sindaco.
Beh, nel caso in oggetto di cui stiamo parlando, la competenza appunto del fiume Piave non è del comune o dei comuni rivieraschi, ma è del magistrato alle acque della regione e del genio civile. L'intervento che è stato fatto ovviamente è stato concordato tra il genio civile e il consorzio cavatori. È stata asportata della ghiaia, per quello che io so, che noi amministratori sappiamo, dal momento che ci hanno fatto vedere l'intervento che hanno fatto, è stata asportata della ghiaia per mettere in sicurezza, con le risorse ricavate dalla vendita della ghiaia, per mettere in sicurezza 2 sponde del fiume, poiché c'era un'erosione molto importante. Diciamo che la ghiaia, per quello che ne sappiamo noi, è stata utilizzata appunto per scopi di sicurezza idraulica. Altro io non so, perché un conto è qualsiasi altro intervento che può essere fatto nel territorio comunale, ma il fiume, l'interno del fiume, è di competenza della regione, insomma. Ci siamo spostati anche a Ponte della Priula, proprio vicino al ponte ferroviario, dove, sempre con gli attivisti di Qui Piave Libera, cerchiamo di capire che cosa vediamo alle nostre spalle, Fausto. Allora, qua vedete il dislivello, è notevolissimo il dislivello tra il piano del ponte, quindi le fondamenta del ponte, e il piano del fiume. E in questo luogo il fiume dovrebbe essere in una conoide alluvionale tanto da distribuire acqua in tutte le falde, sia in destra che in sinistra Piave. E invece vediamo che qua c'è un dislivello tale da preoccupare Genio Civile per far difese. Vedete che in pratica si è costruito un basamento in cui il ponte è inserito. Se no ci sarebbero grossi problemi per quel che riguarda la stabilità del ponte. Il letto invece è almeno 3,5 metri, 4 metri più in giù, e questo determina la mancanza di acqua nelle falde di risorgiva. Pensate che ci sono fiumi, ad esempio in sinistra Piave, sia il Lia, che parte dal Gambrinus, che quindi un fiume pieno di gamberi fino a poco tempo fa, sia la Negrisia, che hanno perso almeno 500 metri, addirittura nel caso del Negrisia anche 1 chilometro di corso negli ultimi 10 anni. La nostra inchiesta si sposta a Spinea per il secondo esempio di comitati di organizzazione di cittadini che si impegnano per tutelare il proprio ambiente e il proprio territorio. Raggiungiamo il coordinamento delle associazioni e delle realtà contro la riapertura della discarica di Spinea, e con Davide anzitutto chiediamo subito quali problemi evidenti sta dando questa discarica in questo momento. Beh, c'è stato un progetto che sostanzialmente riapre la discarica qui a Spinea, la discarica è stata chiusa nel 98 e che vuole, in qualche modo, la ditta che la gestisce la vuole riaprire. Ecco, noi assolutamente siamo contrari, perché qui dietro abbiamo la frazione di Fornase, che è una frazione molto abitata e quindi è un territorio molto antropizzato, e poi abbiamo degli evidenti problemi sugli argini rispetto alle case che ci sono vicine, ma non siamo sostanzialmente d'accordo, perché il progetto prevede che venga messa in sicurezza la discarica con la riapertura, cioè con la copertura e la bonifica attraverso nuovi rifiuti. Noi siamo assolutamente contrari, perché questo anche degrada il paesaggio, perché sul piano discarica ci saranno 3 o 4 metri di nuovi rifiuti, quindi evidentemente rovina anche il paesaggio. Qualora appunto dovessero tornare a riempire e a portare nuove tonnellate di rifiuti nella discarica, tra l'altro, se ci fossero questo tipo di problemi, tra l'altro le frane sono dovute probabilmente da una pressione che arriva dalla discarica, ecco che se ci sono ancora più rifiuti questo va a mettere in pericolo il territorio. Ecco, i punti di cedimento dell'argine sono molto in concomitanza con la pressione della discarica, quindi ci potrebbe essere un nesso di causalità, per cui è evidente che riempire ancora significa probabilmente aggravare il pericolo di frane. Ecco, però Piero, voi siete anche propositivi, non solamente contestatori, quindi che cosa proponete? In alternativa alla ricarica di 126.000 metri cubi abbiamo proposto di mettere in sicurezza la discarica, trovando le risorse attraverso un investimento su dei pannelli fotovoltaici. C'è proprio un tipo di pannello fatto a telo,
proprio un telo che coprirebbe l'intera discarica e che consentirebbe di recuperare i soldi, i costi per la messa in sicurezza senza dover ricaricare su l'altro materiale, insomma. E c'è un dialogo aperto anche con la società che deve appunto mettere in sicurezza questa discarica? Abbiamo chiesto più volte di avere un incontro con la società e anche attraverso la regione, con gli enti locali, la provincia, ma finora non abbiamo avuto nessuna risposta perché volevamo appunto proporre le nostre idee, perché quello che ci preme è mettere in sicurezza la discarica, che è la prima cosa da fare, e poi vedere di non riaprire situazioni vecchie. Tra l'altro questa discarica non sarebbe nemmeno regolare perché è vicino a un corso d'acqua sotto tutela e quindi non dovrebbe mai essere nato. Ricordiamo cos'è? Il canale Menegon, e quindi non dovrebbe essere mai nata qui la discarica. Adesso non possiamo pensare di riaprirla e quindi abbiamo fatto una proposta alternativa che risolverebbe la questione. Gli esempi che vi abbiamo mostrato rientrano nell'Atlante del malessere territoriale, una mappatura realizzata dallo UAV di Venezia che racconta le peculiarità delle mobilitazioni territoriali in Veneto. Sono 49 conflitti distribuiti sulle province di Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e Verona, quindi non abbiamo ancora mappato Belluno e sappiamo che non li abbiamo mappati tutti. Quindi 49 conflitti sono moltissimi, sono molti i comitati che si mobilitano, sono molte le associazioni più consolidate come può essere Legambiente, come può essere Italia Nostra, che partecipano, che sono coinvolte direttamente o che supportano il lavoro di questi comitati. Sono conflitti molto diversi, vanno dalle opere infrastrutturali, la costruzione di strade, di caselli autostradali, il terminal gasifero al largo del delta del Po, inceneritori, cioè sono opere diverse, ma anche interventi, come dire, più all'interno dell'urbano. I cittadini protestano perché le amministrazioni vogliono costruire sulle ultime aree verdi all'interno delle città, quindi si costituiscono dei comitati che protestano contro queste scelte di carattere urbanistico. Sono conflitti legati all'inquinamento oppure a problemi connessi all'escavazione, a cave in territori, in ambiti di alto valore ambientale e paesaggistico. Quindi abbiamo mappato una casistica molto ampia, non è conclusa, ci sono alcune realtà più compromesse di altre, se pensiamo ad esempio alla Riviera del Brenta, dove insistono una serie di progetti che alterano completamente la fisionomia della Riviera del Brenta. Ci sono altri conflitti più sparsi, più minuti all'interno del contesto regionale veneto. Michele, con la domanda è questa, quindi anche sentite le dichiarazioni dei comitati, sentito il progetto e la ricerca dello UAV veneziano, il nostro territorio veneto è realmente in pericolo? Quindi noi la domanda che ci facciamo è se il Veneto avrà un futuro senza territorio, vale a dire tutti gli interventi che sono previsti, realizzati o in fase di realizzazione, vuol dire la trasformazione urbanistica di decine di migliaia di ettari del territorio veneto. La regione Veneto è la regione più cementificata dopo la Lombardia, già più del 13% del territorio è passato da agricolo ad altre funzioni e soprattutto l'urbanistica ha seguito i cambiamenti della società. Prima si faceva l'industriale, poi si è fatto il commerciale, poi si è fatta la logistica, adesso la nuova frontiera è dare luoghi di divertimento e quindi questo diventa parchi divertimento a tema. La gente non ha più soldi, però deve andare a divertirsi. Un'altra realtà che vogliamo raccontarvi nella nostra inchiesta, il paesaggio scomparso, l'Atlante del malessere territoriale, è quella del CAT, i Comitati Ambiente e Territorio. Allora chiediamo subito a Mattia come è nato il CAT e con quali finalità? Beh, CAT è nato 4 anni fa, è una rete di associazioni di comitati della Riviera del Brenta e del Milanese
Ognuna di queste realtà, diciamo, lottava già di per sé contro varie opere, vari progetti. Poi abbiamo capito che in realtà tutti questi progetti erano comunque in connessione uno con l'altro, erano dei tasselli di un unico mosaico, e quindi è venuto spontaneo, come dire, mettersi insieme, unire le forze, anche perché si sa che appunto l'unione porta dei vantaggi, no? Per cui da quel momento è iniziato un percorso comune che ha portato poi all'affermazione di questo grande coordinamento che è il soggetto vero, insomma, che tiene un po' le fila di tutto. Ecco, Mattia, allora, visto che voi avete anche un po' l'osservatorio allargato, una lente di ingrandimento su quello che è il malessere del vostro territorio, quali grandi questioni sono aperte in questo momento? Ma nel nostro territorio, che è un territorio vasto, perché praticamente la zona che sta tra Padova e Venezia, abbiamo a che fare con 2 nuove autostrade in progetto, la famosa Romea Commerciale, che è un'autostrada che va da Mestre fino a Orte, quindi attraversa 5 regioni. Poi abbiamo una camionabile, che anche quella è una specie di autostrada a sud del Naviglio Brenta, in parallelo alla Venezia-Milano. Abbiamo un elettrodotto da 380.000 volt aereo, e poi abbiamo dei grandi insediamenti che sono quello più, come dire, all'ordine del giorno è in questo momento Veneto City. Parliamo di, a cose fatte, circa 1.200.000 metri quadrati di area urbanizzata, un polo logistico da 460 ettari in faccia alla laguna di Venezia, e poi altre, come dire, insediamenti più piccoli, sempre di carattere commerciale, industriale, eccetera, che però stanno in situazioni particolari, come per esempio Città della Moda, che è proprio in faccia al Naviglio Brenta, in mezzo alle ville storiche, e un parco commerciale a Calcroci, che è una piccola frazione di un paesino. Insomma, parliamo qui di operazioni un po' più piccole, però sempre significative. Durante le nostre ricerche abbiamo incontrato anche il giornalista Gian Antonio Stella, che in Fondazione Benetton a Treviso ha presentato il suo ultimo lavoro, scritto a 4 mani con Sergio Rizzo, dal titolo significativo Vandali, assalto alle bellezze d'Italia. Nella conferenza che facciamo insieme o separatamente, noi citiamo per esempio una parte bellissima di Giovanni Comisso che racconta della campagna veneta, e lì si vede veramente cosa è cambiato. Insomma, citiamo un altro trevisano che è Zanzotto, che dice una frase formidabile, cioè che se una volta c'erano i campi di sterminio, adesso siamo arrivati allo sterminio dei campi, ed è così. Cioè, il Veneto sta perdendo giorno dopo giorno la sua fisionomia, ed è veramente un peccato, perché io credo che lo sviluppo industriale avrebbe potuto essere accompagnato da una più accorta amministrazione. Nessuno di noi rimpiange il Veneto povero, il Veneto della Pellagra, del Pellagrosario di Mogliano, dell'emigrazione, delle poesie di Berto Barbarani. Però certo c'era modo e modo di accompagnare lo sviluppo industriale, e avere addirittura teorizzato lo spontaneismo, cioè aver teorizzato il casino, ha causato delle conseguenze di cui oggi paghiamo lo scotto. È di più che a rischio. Il rischio è quando c'è un'eventualità che qualcosa succeda. La cosa è già successa, è ampiamente successa, e quindi non si può più parlare di rischio. Si può parlare adesso di ricucitura delle ferite che ci sono già. Tanto bisognerebbe fermarsi un momento e ragionare un po' sui processi che sono accaduti, e quindi Veneto City non è il caso, e quindi la nuova Ikea Preganziolo non è il caso. Cioè ci siamo persi completamente la Trebisonda, come si suol dire, e forse sarebbe il momento di fermarsi e di ripensare a come si può vedere il paesaggio agrario del futuro, il paesaggio del nostro povero Veneto. E ora la voce passa ai politici, perché se il nostro territorio è a così alto rischio di estinzione paesaggistica, le responsabilità delle scelte politiche non vanno negate. Noi oggigiorno, guardandoci dall'Europa, possiamo dire di essere una regione in deroga, dove tutto viene fatto ormai in deroga alle normative europee. Noi come italiani, come veneti, partecipiamo all'Europarlamento, votiamo le normative,
però poi quando si tratta di rispettarle siamo gli ultimi a farlo, anzi cerchiamo di fare di tutto per non rispettarle. E invece gli altri cittadini europei, italiani che le hanno rispettate hanno fatto il loro sforzo, hanno fatto il loro dovere e si trovano a dover competere con chi invece le leggi non le rispetta. Onorevole Zanoni, il nostro paesaggio veneto è stato in questi anni violentato, usiamo questa parola, e se dovesse continuare questa aggressione del territorio, dove si potrà andare a finire? Qual è il suo pensiero in merito a questo? Io ritengo che sia indispensabile tutelare da subito il territorio, il paesaggio. Ma più che fare, dovrebbe non fare, ovvero non autorizzare più questi massacri del territorio come inutili elettrodotti, come inutili nuove zone industriali, come inutili nuove zone commerciali. Dobbiamo arrivare a considerare tutelato ogni singolo metro quadro di territorio agricolo. Abbiamo identificato ovunque. Il territorio agricolo è sempre meno ed è quello che invece ci consente di mantenere un clima sano e di fronteggiare anche quelle che sono le alluvioni, consentendo appunto a tutta l'acqua che sta venendo giù a causa anche di cambiamenti climatici di essere assorbita. Quindi no a queste opere inutili, ma sicuramente va fatto un appello nei confronti di tutti coloro che su queste attività investono. È ora di investire nelle energie alternative, è ora di investire nella green economy, perché solo questo ci può consentire di uscire da questo tunnel verso il quale stiamo andando, che è quello degli sconvolgimenti climatici dovuti a un'attività non più tollerabile. Quindi no a inutili elettrodotti, no a inutili nuove zone industriali, no a inutili nuovi insediamenti commerciali come quelli che si vogliono fare appunto qui in Veneto, perché non servono. È giusto che l'edilizia punti alla riqualificazione del patrimonio edilizio già esistente, c'è moltissimo da lavorare, ci sono tantissimi centri storici da prendere per mano, dobbiamo porre assolutamente un freno, un limite, anzi io direi uno stop all'edificazione del territorio agricolo in tutta la nostra regione. La nostra inchiesta sta volgendo al termine, ci siamo spostati a Venezia, siamo a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, perché l'ultima tappa sarà proprio con l'assessore all'ambiente Maurizio Conte, con il quale vogliamo commentare questa ricerca sull'Atlante del malessere veneto e naturalmente concludere anche questa indagine sullo stato di salute del nostro territorio. Andiamo. Assessore Conte, l'ultima ricerca sullo stato del suolo veneto di ARPAV dice come negli ultimi 10 anni il Veneto abbia perso quasi il 10% di media, dipende un po' dalle province, di suolo agricolo utilizzabile, di SAU. Ecco, secondo lei il nostro territorio è un territorio a rischio di estinzione del paesaggio? È un territorio che ha subito appunto nel passato una forte compressione di quelli che sono i territori, i terreni dedicati all'agricoltura, ma soprattutto lasciati a livello naturalistico nell'ambito appunto di quelle che è l'attenzione all'ambiente, per appunto quello che è stato uno sviluppo che però è evidente, sta cambiando soprattutto anche nella mentalità, oltre che della gente, anche delle istituzioni. Ritengo che questa sarà la sfida anche a livello normativo e legislativo da parte del Veneto, quello di trovare un'autorità unica, regionale, che poi si confronta con il territorio su quella che è la giusta pianificazione degli interventi, ma anche una gestione nelle manutenzioni, negli investimenti, in quelli che poi sono servizi essenziali al cittadino. E questo per il futuro, se vogliamo, quindi un'ottimizzazione, una razionalizzazione, forse anche una maggiore sinergia tra realtà già esistenti. Però facciamo un passo indietro e guardiamo al passato e quello che è già stato. La nostra inchiesta si occupa anche di questa ricerca fatta dallo IUAV di Venezia sull'Atlante del malessere veneto.
Veneto. Hanno mappato circa una cinquantina di comitati di cittadini attivi su vari fronti, dal passante di Mestre alla pedemontana alla tratta di alta velocità, quindi le grandi infrastrutture piuttosto che escavazioni, cave, discariche o bonifiche di territori fluviali. Ecco, molti sono i motivi di protesta dei cittadini. Ecco, anche come regione come guardate a questi comitati che rappresentano comunque una fetta del popolo veneto che non è particolarmente contento? In questi anni di esperienza regionale ho notato che esistono varie tipologie di comitati spontanei che nascono proprio da quelle che possono essere tematiche e necessità appunto di confronto di un territorio con quelle che possono essere delle pianificazioni fatte a livello istituzionali da enti superiori che sicuramente poi devono confrontarsi col territorio. In altri casi vediamo anche forse qualche strumentalizzazione che magari sono legate a una contrapposizione locale tra comitato e amministratori locali e quindi si prefigura molto spesso come la presa di posizione magari delle opposizioni che appunto tramite i comitati tentano di contrastare tra virgolette politicamente e amministrativamente i rappresentanti locali. Dall'altra parte magari rappresentanti anche di associazioni ambientaliste nell'ambito dell'ambiente per quanto riguarda appunto prese di posizione. Sicuramente al di là poi degli obiettivi di questi comitati, ma soprattutto anche di quelli che sono i risultati, sicuramente sono da stimolo a quello che poi è una scelta che comunque le istituzioni devono fare. Sicuramente poi guarda anche alla tutela dell'ambiente, perché al di là del segno forte che può avere una qualsiasi infrastruttura, si possono trovare anche soluzioni di appunto attenuazione che possono essere la piantumazione di piante, la forestazione di certe aree, la possibilità di creare aree comunque che compensano quello che può essere l'impatto di queste infrastrutture. E allora proprio per concludere, lei ha parlato di scelte e ha detto appunto spesso poi anche i comitati devono adeguarsi a delle scelte che vengono prese dalle istituzioni, magari in primis la regione per quanto riguarda grossi interventi, certo. E allora chiediamo i criteri, ecco, quali sono i criteri con i quali la regione, ma pensiamo anche poi alle commissioni che danno la valutazione di impatto ambientale, decidono su importanti infrastrutture che vanno ad impattare anche sul territorio. È forse questo proprio un passaggio fondamentale, che in questi anni la pianificazione è stata un po' rallentata forse con la volontà di non pianificare per non armonizzare le scelte, perché se noi abbiamo un piano che ha dei criteri chiari, che ha delle previsioni di necessità e di possibilità di realizzazione di certe opere, questo semplifica poi anche le scelte di tutte quelle commissioni tecniche in particolare che devono fare le loro valutazioni. E penso sarà questo anche da parte mia che il piano dei rifiuti regionale, rifiuti urbani e rifiuti speciali, il piano delle cave, il piano del disinquinamento dell'aria, tutti quei piani che purtroppo negli anni si sono fermati ma che saranno soprattutto la base fondante di scelte più possibili appunto asettiche da quelle che è appunto l'impatto, possiamo dire anche psicologico, o l'impatto appunto di una politica che magari molto spesso ha giocato su questo. Chiudiamo l'inchiesta sul paesaggio scomparso con una frase ancora del maestro Zanzotto che speriamo di poter pronunciare osservando il nostro territorio. Oggi c'è un bel sole e ricordare è più piacere che dolore.